Finisce con il botto, è il caso di dirlo, la 10ª edizione di Sicilia in Bolle, l'evento fisso estivo organizzato dall'AIS, Associazione Italiana Sommelier Siciliana, di Agrigento e Caltanissetta, che ha offerto una panoramica completa di stile e tipologie di vini spumanti della nostra isola. Ha visto la presenza di oltre 1500 persone al Madison di Realmonte, Scala dei Turchi, che hanno potuto degustare i vini delle circa 70 cantine siciliane presenti. Presidente, si sono appena conclusi i premi Gino Grillo che una qualificata giuria ha assegnato in conclave. La 10ª edizione di questo premio è un premio importante che ci dà il là per la conclusione con la sciabolata. Sì, se avremo la forza sì, no? Senz'altro, perché è un momento molto atteso quello della sciabolata finale. Quest'anno abbiamo voluto inserire come novità il concorso che è stato composto da 3 giurie, una da professionisti sommelier AIS qualificati tra i migliori sommelier d'Italia e altri professionisti, degustatori siciliani, una di soltanto giornalisti del settore e una anche di ristoratori ed enotecari. Quindi tanti premi, tante visioni di interpretare lo spumante, che hanno decretato veramente un ampio ventaglio di aziende felici di aver partecipato e devo dire la verità anche di aver vinto. Nel pomeriggio il convegno della spumantistica siciliana tra studi e sperimentazioni, a seguire la consegna dei premi Gino Grillo, che quest'anno hanno visto 3 panel differenti, quello della commissione tecnica, dei degustatori ufficiali AIS e quello dei ristoratori e dei giornalisti. Allora, si è svolta siamo alla 10ª edizione dell'evento, no, di Sicilia in Bolle, e si è svolta questa mattina la prima edizione del concorso enologico Sicilia in Bolle. C'erano diverse giurie, ho fatto i complimenti al responsabile perché ha previsto la giuria dei sommelier, la giuria poi dei ristoratori e la giuria dei giornalisti. Alla fine, avendo messo insieme, avendo fatto una media, sicuramente viene fuori un risultato più giusto possibile, io dico. Perché dico questo? Perché se lo facessero soltanto quello dei sommelier, diciamo che è con una visione troppo precisa, no? E quindi serve anche invece qui il parere di persone che consumano il vino, che consigliano il vino e che hanno il dovere di promuoverlo e valorizzarlo nelle proprie sale. Commento su questa 10ª edizione? Commento su questa 10ª edizione, bellissimo e favorevolissimo, perché io la prima volta che vengo, come ripeto, però ho visto un evento veramente di grandissimo livello che antepone l'aspetto culturale a quello commerciale, e questo credo che sia sicuramente una grande base per farlo crescere in futuro. Poco fa abbiamo visto che è terminato un interessante convegno sulla spumantistica, anche un commento su dove va questo settore, in particolare in Sicilia. È un settore ovviamente che ha un trend assolutamente positivo, frenato in un certo senso da un minor appeal verso il vino in generale da parte delle nuove generazioni. Il nostro compito è quello di comunicarlo. Ora è arrivare a Sicilia in Bolle, alla 10ª edizione, dove ne ho sempre sentito parlare ma non ho partecipato attivamente alle precedenti edizioni. Per me è stata una grandissima soddisfazione. La sicilianità tipica della quale ho parlato in questi giorni si sente intorno, si sente sotto i piedi. Oggi ho avuto la grandissima fortuna di condurre una degustazione alla cieca con 5 vini spumanti, tutti da metodo classico siciliani, e altri 5 da altre zone d'Italia che avevo scelto cercando di un po' mettere in difficoltà anche, perché no, la spumantistica siciliana, perché ovviamente credo che la positività in un evento come questo si possa avere ambendo a obiettivi illustri, importanti. Devo dire che quello che ne è uscito è una grande consapevolezza e una grande potenzialità di territori che mi hanno e ci hanno, coinvolgendo l'intera platea, stupito anche con sorpresa, no? Nell'inaspettare un risultato di questo genere. Una manifestazione, ritorno un pochino a Sicilia in Bolle, che ha sicuramente una grande valenza a livello di comunicazione, capacità organizzativa
esemplare, sartorialmente cucita verso un'effervescenza, perché l'effervescenza credo che sia il tema che racchiude un pochino quello che sono stati questi 3 giorni di Sicilia, nel calore, perché noi nel calore racchiudiamo sempre qualcosa di molto piacevole, quindi non il caldo, il calore è una cosa ben diversa che sicuramente rimarrà con me per tanto tempo. Il Cristo di Campobello di Licata ha vinto oggi un premio segnalatole dai categoria giornalisti. Sì, diciamo che in queste manifestazioni così Sicilia in bolle, che tra l'altro la Sicilia oggi sta riscoprendo davvero molte belle aziende, non siamo meno a nessuno, anche come metodo classico, come bollicine. Siamo contenti di partecipare ogni anno. Oggi è la decima edizione qui a Real Monte, alla Scala dei Turchi, nella bellissima location, insieme a tanta gente. Guardate che è davvero una cosa unica e particolare. Siamo stati assaltati, a quanto pare ci sono persone fuori che non riescono ad entrare, perché significa che comunque c'è un interesse particolare nel mondo delle bollicine, e noi siamo felici di essere stati premiati anche quest'anno, anche l'anno scorso siamo stati premiati, a testimoniare che il nostro lavoro, che riusciamo a portare avanti con tanti sacrifici, viene premiato, e questo ci dà una carica, una spinta, sembra andare avanti, come dire, e ringraziare anche chi lavora dietro le quinte, come i nostri enologi, cantinieri, in vigna, in cantina, e tutto lo staff. Questo che siamo orgogliosi del lavoro svolto finora, e comunque Agrigentini, e per questo un motivo in più, visto che Sicilia in bolle viene appunto ogni anno da decenni fatto qui, anche in memoria di Gino Grillo. Alla salute. Abbiamo vinto, siamo orgogliosissimi perché abbiamo vinto il premio dei giornalisti, attribuito dai giornalisti al miglior frizzante, col nostro Mandrarossa Calamossa Bianco, che è un blend tutto siciliano da uve catarratto, zibip e grecanico, che porta con sé il ricordo del mare, della sapidità proprio della spiaggia di Menfi dove ci troviamo, con un catarratto che dà struttura e uno zibip che dà un tocco aromatico. Un vino quindi veramente molto equilibrato, piacevole, adatto per l'estate. A conclusione dell'evento presso il Calura Garden, apertura dei banchi di assaggio, il taglio della torta e la sciabolata con il finale dei fuochi di artificio.